tra virgolette, rispetto ai giorni, alla mattina di questa mattina e la giornata di ieri, nel senso che avremo sia la presentazione di questo libro curato da Elena Svalduz, di cui avete tutti gli elementi nella slide che vedete dietro le mie spalle. Raccoglie i risultati di questa Summer School e vi diranno subito dopo il senso del lavoro fatto, eccetera, e poi una serie di video di tipo diverso. E a questo punto lascio la parola a Francesca, così... Allora, grazie Donatella e buongiorno a tutti. Allora, io intanto comincio con lo scusarmi perché io sono un'archeologa e presentare un libro come questo, che mi ha interessato peraltro moltissimo perché l'ho letto con grande attenzione, forse non sono la persona più adatta e purtroppo non ci sarà una delle due relatrici a cui io contavo di affidare la responsabilità di entrare nel dettaglio dei saggi, perché devo dire la verità, ogni saggio meriterebbe un approfondimento proprio per la varietà di approcci che la coordinatrice Elena Svaltuz è riuscita a mettere assieme. Finché io leggevo a me sembrava di essere davanti a un poliedro, cioè ogni faccia mi offriva una prospettiva diversa, un argomento su cui mi sarebbe anche piaciuto approfondire, anche se confesso che non ho le competenze. Quindi Marzia Marandola dello UAV di Venezia non ci sarà invece collegata da remoto Rosa Tamborrino del Politecnico di Torino, che spero che riesca a rendere ragione della qualità di questo libro, che penso che possa essere un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e anche per i non addetti ai lavori, perché questo è un altro elemento secondo me molto importante a cui noi delle università ci siamo approcciati, io credo tardi, quella dell'alta divulgazione, quello di parlare non solo a noi stessi, ai pochi eletti che condividono il linguaggio, ma di parlare alla gente, perché in fondo questo è il salto di qualità di riuscire a portare i risultati dei nostri studi al di fuori delle chiuse aule delle università. Allora, presentare un libro comunque è un piacere perché ti costringe ad affrontare argomenti che magari non sono proprio quelli specifici della tua ricerca scientifica, ti aiuta anche molto ad imparare. In questo caso, questo libro mi ha poi suggerito tutta una serie di riflessioni che farò brevissimamente su argomenti che sono più della mia competenza, cioè del mondo greco-romano, per raffrontare come gli spazi commerciali, gli spazi produttivi sono cambiati nel corso dei secoli. Sono cambiati abbastanza, ma poi forse voi sarete in grado meglio di me di fare i raffronti. Quindi io ringrazio le coordinatrici di queste dense giornate, ho visto il programma, veramente un programma notevolissimo, per avermi invitato a coordinare questo pomeriggio e a leggere questi saggi. Sono 16 mi pare i saggi e come dicevo sono veramente onnicomprensivi è una parola esagerata, però comprensivi di vari approcci. Sono dedicati ovviamente agli spazi commerciali, ma anche alla vita che gravita intorno ad essi e alle merci che venivano scambiate, che potevano essere non solo merci deperibili, ma anche prodotti di pregio, di manifattura anche locale nel caso di Venezia. E sempre nel caso di Venezia, quello che ovviamente mi ha colpito è stato un saggio dedicato alle opere importate dalla Grecia, perché è ovvio che Venezia, negli anni della sua grande espansione, è stato il polo di riferimento da cui transitavano tutte le opere d'arte greche, è stato il punto da cui arrivava la grecità vera nei musei, nelle collezioni e si dispandeva da Venezia verso tutte le grandi corti europee. Quindi, come dicevo all'inizio, un concetto allargato di mercato, di spazio commerciale, di spazio produttivo, una prospettiva allargata che guarda al passato
passato, ma pensando al futuro. Questo volume trae origine, come Elena Svaltuz dice nella sua prefazione, da un progetto didattico, da una summer school che non ha potuto essere attuata a causa, perlomeno non nelle forme in cui siamo abituati a farle, a causa di questi 2 anni terribili di pandemia. Ma però il prodotto che ne è venuto fuori, secondo me, è altrettanto valido, perché siete riuscite a diciamo, agglomerare attorno a questo soggetto firme di grande importanza, e quindi i libri restano. Io sono dell'idea, io sono troppo vecchia per essere capace di lavorare in rete, per carità, leggo qualcosa anche in rete, mi stampo tutto, e l'idea di maneggiare un volume per me non ha prezzo. Il piacere di tenertelo in borsa, di riguardarlo, di riaprirlo, e anche, diciamo la verità, una cosa che forse non si dovrebbe fare, di segnare a margine qualche cosa, magari a matita, ecco, non con la penna biro. Dunque l'oggetto principale di questo volume è ovviamente uno dei cuori pulsanti di Venezia, che adesso mi sembra sia oggetto di attenzione particolare. Ecco, perché quello che non ho ancora detto è che dietro questo libro c'è anche Progetto Rialto. C'è Progetto Rialto, che qui è rappresentato dalla organizzatrice, nonché presidente, Donatella Calabi, che si dedica appunto a cercare di migliorare, cioè di monitorare, di capire i processi di trasformazione urbana e di capire come rendere vitali alcuni gangli, in questo caso il ganglio del mercato di Rialto. Indagare le origini e le prospettive del mercato di Rialto è quindi il punto di partenza, ma il libro si amplia con uno sguardo alla terraferma. D'altronde Elena Svaltuz insegna a Padova, e credo che del Salone di Padova non si potesse non parlare, ma anche poi all'Europa, mi pare Londra, e poi anche al di fuori dell'Europa, sia in Oriente sia verso le Americhe, c'è San Paolo, e per quanto riguarda l'Oriente, Aleppo e Damasco, che mi hanno riportato appunto ai miei viaggi con i miei studenti, quando allora era molto più facile che adesso visitare quelle regioni. Un'altra cosa volevo sottolineare, che nella varietà di approcci si coglie veramente la capacità di guardare da prospettive diverse. Ci sono analisi storiche, analisi socio-economiche, ma anche diciamo saggi emozionali. Penso a The Sounds of Venice, che appunto ci portano in un mondo che è in fondo lontano da quello dello scambio delle merci, però si ricollega adesso attraverso, per esempio, i suoni, le voci dei venditori. Tornando a quello che vi dicevo prima, che questo libro mi ha fatto ripensare appunto al mio passato e ai miei studi di archeologa, e mi sono chiesta che cosa è cambiato negli spazi commerciali dall'antichità ad oggi. E questa domanda me la sono fatta, e ce la siamo fatta con i miei studenti, i miei collaboratori, proprio durante i viaggi che 30-40 anni fa si potevano fare facilmente nelle terre d'Oriente, Turchia, Asia Minore, poi anche il meridione del Mediterraneo, la Libia, dove soprattutto 30-40 anni fa si poteva cogliere una vita ancora non, diciamo, cambiata dalla modernità. E mi ricordo che attraversando questi piccoli villaggi, soprattutto in Turchia, gli spazi commerciali erano posti in genere alle estremità del villaggio, all'ingresso o all'uscita, mentre nelle grandi città erano posti al centro. Perché all'ingresso e all'uscita, ci chiedevamo? Perché probabilmente era più facile raggiungerli da chi lavorava nelle aree vicine. Un'altra cosa che mi aveva colpito era la forma di questi spazi commerciali. Erano spazi chiusi transennati,
con modesti steccati, niente di trascendentale, spesso con una fontana al centro e con queste bancarelle coperte da sdrucite tende multicolori che si disponevano tutto attorno a quest'area tenuta a prato, ovviamente. Ecco, questo è il modello che io poi, non io, ma insomma, che gli studiosi hanno riconosciuto nella monumentalizzazione degli spazi commerciali in Grecia e a Roma. In Grecia, per esempio, le grandi agorai commerciali che erano in genere situate vicino ai porti erano spazi rettangolari lastricati con la cura che voi sapete i greci mettevano in qualsiasi loro realizzazione, circondati da portici, non da botteghe, da portici, almeno all'inizio, perché sotto quei portici andavano le bancarelle con le merci che intendevano vendere. Questi spazi monumentalizzati li ritroviamo a Roma, anche se è vero che a Roma le primitive forme di scambio avvenivano nel foro, il foro che poi diventerà il cuore pulsante della politica, dell'amministrazione della città. Ed infatti fra III e II secolo a.C. cosa succede? Che il Senato romano decide di allontanare dal foro le botteghe dei venditori di pesce, dei venditori di carne, dei venditori di verdura, perché sembrava che non fossero adatte alla sacralità, tra virgolette, del luogo. E mi ha colpito un fatto, leggendo credo il tuo saggio, che diciamo, la spinta a decentrare, a allontanare queste merci che possono essere maleodoranti, che ha spinto i romani a portare diciamo, i mercati dove poi è sorto il Foro della Pace, è la stessa che ha spinto il Senato. Ecco, e questo parallelismo mi ha molto colpito. Allora, a questo punto anche a Roma si monumentalizza lo spazio del mercato con porticati e diventa uno spazio rigorosamente chiuso. E questo è un dato anche questo interessante, chiuso che può essere sia con portici sia anche con botteghe che si aprono sui portici. E va detto però, io sono una appassionata ovidianista, che leggendo Ovidio ti accorgi che in realtà gli spazi commerciali erano ovunque nella città. Per esempio Ovidio ricorda che nel circo si vendevano oggetti costosi e nella sua Ars Amatoria, quando insegna ai giovani a sedurre le fanciulle, dice state attenti, non andate al circo con la vostra amata quando è il suo compleanno, perché sennò vi tocca comprare qualche cosa e lì le cose sono care. Altrove ci racconta invece che le bancarelle di frutta e verdura erano disposte lungo la via sacra, quindi in realtà pur avendo creato degli spazi definiti e delegati alla vendita, la vendita avveniva ovunque. E un altro particolare che mi ha colpito e forse può divertire le signore è che in Circo Flaminio, presso il tempio di Ercole Musagete, vendevano i capelli perché se avete presente queste teste cotonate delle nostre Auguste e delle donne romane, andavano a comprarsi i capelli biondi e vaporosi, quelli delle germaniche, e invece neri, setosi, corposi, quelli delle orientali, se li compravano nelle bancarelle presso il tempio di Ercole Musagete. Questo all'inizio. Poi però, tornando all'evoluzione del mercato, fra primo e secondo secolo d.C., soprattutto in Oriente, pur mantenendo alcuni spazi delegati, si crea un'altra tipologia, che è quella del mercato passante. Le grandi vie colonnate, che penso all'Eptismania perché è una città che ho visitato tanto e che ho molto amato, ma in Siria, Apamea, Gerasa, Amman, erano tutte provviste queste vie colonnate su cui si aprivano sia ricche domus, sia proprio spazi per la vendita. Quindi erano botteghe, questa volta molto lussuose,
realizzate in materiale durevole, che avevano spesso un soppalco che veniva utilizzato come deposito o anche come abitazione. E così mi chiedo, e chiedo a voi che ne sapete più di me, se voi pensate che i souk orientali possano essere l'evoluzione da queste vie colonnate con la serie di botteghe ai lati. La differenza fra le nostre vie colonnate e il souk è che il souk in genere è coperto. Ecco, qui probabilmente è intervenuto un fatto climatico per proteggersi dal sole, eccetera, perché nel mondo romano, se si eccettuano pochissimi casi, e uno viene in mente a tutti voi, che è quello dei mercati di Traiano, i mercati non sono coperti ai lati, ma scoperti al centro. Un'ultima riflessione che nasce dall'osservazione di un mercato molto più recente, che è quello che intorno al 500 si è creato attorno all'Arena di Verona, questa volta un mercato circolare, cioè gli arcovoli che sostenevano le gradinate fino a metà del Cinquecento erano utilizzati proprio come botteghe, quindi essendo l'arena ellittica il mercato si disponeva in forma ellittica. Ma adesso mi fermo e mi avvio verso la conclusione. Questa raccolta saggi curata da Elena Svalduz è, a mio parere, un prezioso vademecum per fare il punto su una tipologia di monumento, il mercato, che ha costituito il cuore delle città antiche e moderne, la cui presenza è sinonimo di ricchezza e benessere e la cui valenza sociale come luogo di scambi, ma anche di incontri, è fondamentale. Indagarne le origini e lo sviluppo significa comprendere il mutare della società. Ed è questo che emerge con chiarezza dai saggi di cui ho accennato, che presentano esempi diversi ma accomunati dalla riflessione sulla funzione di questi spazi. Ecco, a conclusione io posso solo esprimere una nota di piccola invidia per la documentazione che ho potuto vedere e di cui voi potete avvalervi per ricostruire questi edifici e la loro funzione. Documenti d'archivio, atti delle magistrature, contratti, lettere, atti notarili, testi narrativi e poetici e poi queste immagini. Devo dire che il libro ha una serie di immagini bellissime che vanno dalle mappe a quadri d'epoca che restituiscono il senso della vita che si svolgeva attorno e dentro questi spazi dello scambio. Ecco, io ho finito per quello che riguarda la mia parte e mi scuso se non sono stata assolutamente precisa nell'illustrare i vari contributi, ma penso di poter dare la parola a Rosa Tamborrino, se c'è. Se è collegata? Sì, sono collegata, mi sentite? Allora, ecco, buongiorno. Allora la parola. Buongiorno. Io mi scuso innanzitutto tantissimo e non amo per niente questi interventi non in presenza, però purtroppo sono stata costretta da un problema molto tecnico, pratico, il famoso colpo della strega che mi ha preso esattamente durante il periodo delle streghe di Halloween. Quindi sono stata costretta a restare a Torino e mi spiace tanto di non essere con voi e vi invidio un po' perché ovviamente vengo sempre a Venezia molto volentieri. Vi ringrazio per questo invito perché come sempre essere costretti a leggere un libro e leggerlo anche nelle pieghe, nei risvolti, aiuta molto anche a riflettere, a sviluppare delle idee, a dei collegamenti. Seguo i temi di ricerca di Donatella Calabi in particolare da molti anni, però questo volume dà spazio anche
a altri tipi di collegamenti, ad altri tipi di riflessioni rispetto a quelli che conoscevo e che avevo presente. Questo libro infatti parla del mercato in senso ampio, con un titolo che è un po' più specifico di così, che indica Market Spaces, Production Sites, Sound Landscape of European Cities from History to Regeneration, e che si ricollega appunto, come diceva la collega, la Summer School che è stata organizzata da Elena Svalduz, che mi pare che sia stata un'occasione oltre che per fare delle attività didattiche, anche per fare delle riflessioni di ricerca, per stimolare anche l'incontro tra gli studiosi che lavorano intorno a un tema, e rispetto a questo non solo produrre delle lezioni, ma produrre, come dire, uno scambio reciproco, no, di informazioni e di suggestioni, di nuove riflessioni, di nuove idee per altre strade di ricerca e altri incontri tra campi anche vicini ma non sovrapponibili della ricerca, che riguarda un luogo così ricco, così commisto, così complesso come il mercato. E perché il mercato e dunque che in qualche modo è la parola con cui possiamo mettere insieme i diversi aspetti che vengono affrontati dal volume. Il mercato in quanto valore economico di una città, in quanto valore sociale, ma anche espressione di valore culturale nella città. E rispetto a tutto questo mi sembra si sviluppi proprio l'idea stessa del progetto e del volume. Il cuore di questo volume è sicuramente il mercato di Rialto, e ci sono gli studi di Donatella Calabi, ovviamente, come punto di partenza di tutto questo. E però accanto a Rialto c'è una serie di studi e riflessioni sull'area centrale padovana, articolata in vario modo, che poi è stato anche il campo di esperienza degli studenti, e ulteriormente articolato attraverso delle riflessioni che riguardano altre città in Europa e al di là dell'Europa. Un aspetto importante che segue la trama del volume principalmente, ma non solo, ma principalmente, è quello di raccontarci un po' l'età dell'oro di questi mercati, a partire da quello di Venezia, il periodo più florido in cui si è espressa in maniera più evidente la centralità del ruolo che hanno esercitato rispetto alla città. Perché bisogna dire che questo libro, anche se non lo tematizza, in realtà parla di un aspetto molto importante che insomma forse sta più a cuore a me, quindi io lo tematizzo e lo ritrovo nelle trame del volume, ma che è quello dell'urban heritage. Che cos'è questa eredità dell'heritage delle città e come la colleghiamo alla storia delle città? E questo mi sembra un aspetto importante che viene affrontato in vario modo attraverso i 15 saggi che organizzano il volume. Bisogna dire che questa agilità del volume in realtà è anche, nasconde anche una grande ricchezza, ampiezza di articolazioni intorno proprio a che cosa noi possiamo leggere attraverso questo luogo di quello che è stata la storia di una città e di quello che oggi costituisce la sua eredità, un'eredità
un po' meno apparentemente così evidente, ma forse in maniera molto più strutturale un'eredità importante. Il mercato di Rialto infatti viene rappresentato per le sue funzioni come baricentro della città, e però anche come baricentro rispetto, proprio per queste funzioni, baricentro della città rispetto al mondo, per il ruolo che questo mercato esercitava rispetto alle altre città. E infatti questo è un aspetto molto importante del volume, perché questo volume non ci parla soltanto di come dire, un mercato a cui possiamo immediatamente fare riferimento come immagine immediata, il mercato della frutta, della verdura e dei generi alimentari, ma c'è anche il mercato, il grande mercato, il mercato finanziario, e quindi ritroviamo sia aspetti che riguardano le istituzioni, che riguardano la vita pubblica, le strategie di alto profilo, sia gli edifici che poi ritroviamo la vita quotidiana e le persone. E questo credo che sia un aspetto molto interessante che si legge attraverso i diversi interventi. Nel saggio di Donatella Calabi un elemento molto forte che emerge, che caratterizza la sua ricerca, che è conoscibile nella sua ricerca, è questa attenzione per la struttura fisica dello spazio urbano. Cioè noi di questo mercato percepiamo immediatamente la fisicità, la sua struttura, la sua localizzazione, la sua costruzione all'interno dello spazio della città. E anche se immediatamente, fin dall'incipit, ci sono una serie di riferimenti a elementi intangibili che vanno dal racconto appunto dei contemporanei, l'osservatore quattrocentesco, il commerciante milanese in visita, ma poi c'è anche Shakespeare, c'è l'interpretazione di uno storico di Brodel negli anni 40, insomma la croce di Carpaccio, insomma ci sono una serie di elementi intangibili che in realtà sono un elemento altrettanto quasi importante dello spazio fisico. E sono tanti modi diversi di evocare, di parlare di mercato, che ci fanno capire immediatamente che questa centralità fisica del mercato è anche una centralità culturale. Nel saggio della Howard invece ritroviamo l'idea del network, il mercato come elemento che presuppone una serie di altri luoghi nella città e fuori dalla città, un network che mette insieme città diverse, gerarchie diverse, che vede nel caso specifico confronti con Aleppo e con Damasco, e la creazione di un paesaggio urbano, il townscape che viene appunto evocato, cercando verificando delle connessioni tra i veneziani immaginati, rivisti, insomma studiati come viaggiatori, e la costruzione delle loro memorie in questi luoghi altri, che in qualche modo vengono comunque messi in relazione rispetto al mercato di Rialto, quindi il souk da Aleppo rispetto alla costruzione della centralità di Rialto, alcuni tratti comuni, la specializzazione dei luoghi, eccetera. Un altro elemento che emerge in un altro saggio riguarda i diversi portatori di interessi, gli stakeholders, come si dice oggi, che si muovono intorno a quest'area, che è un'area appunto economica e che quindi attrae una serie di portatori di interesse. Tra questi in particolare gli inventori, nel saggio di Luca Molà,
che in qualche modo alimentano e motivano il mito di una città come Venezia tecnicamente avanzata in quel periodo, e l'identificazione di una serie di partnership per una città che appunto vediamo molto attiva, di cui questo luogo è non solo simbolo, ma è veramente il luogo in cui si verificano le azioni. Cito alcuni degli interventi, non tutti, ma mi sembrava significativo ripercorrerne alcuni. L'intervento, cioè un intervento anche molto interessante, che non è così altrettanto forse centrato sul tema del mercato, ma che è strutturato in maniera davvero di grande interesse anche per la novità che ci porta della ricerca, l'intervento di Caracausi, che è estremamente interessante anche dal punto di vista metodologico, per come questa ricerca sugli estimi, su alcune fonti molto precise, consente di capire la consistenza fisica di come era abitato il cuore della città di Padova in questo caso, e addirittura sono stati censiti il 40% degli abitanti della città, che nel corso di 2 censimenti tra 5 e 615 fa vedere anche una visione dinamica di questa età moderna, e che ci consente appunto di capire come si può produrre anche nuova ricerca a partire da una serie di domande che in questo caso riguardano le cose che apparentemente possono sembrare abbastanza, come dire, così molto descrittive, che riguardano appunto la descrizione delle tasse, per le tasse insomma di questi abitanti di alcuni quartieri padovani. L'intervento di Elena Svalduz è un intervento che in qualche modo metterei in collegamento anche con l'approccio di Donatella Calabi come dire, come a partire da queste informazioni noi siamo anche in grado quasi di riprodurre, di disegnare. We are able to draw, dice a un certo punto, cioè siamo proprio abbiamo quelle informazioni che ci consentono quasi di ricostruire questi luoghi nel loro cambiamento, e la Svalduz in questo caso mette proprio in evidenza il collegamento con un altro lavoro di ricerca che era stato iniziato nel 1997, Fabbriche, piazze e mercati, che proprio creava uno scenario allargato a molte città italiane, rispetto a cui provare a capire i cambiamenti degli spazi di mercato delle città italiane in questi anni dell'età moderna, fino alle soglie del grande cambiamento dell'età contemporanea. Il libro offre anche una parte che riguarda i soundscape, su cui devo dirvi la verità, non interverrei perché non sono così preparata. Di sicuro mi sembra che insomma sia molto interessante questa idea di aver creato una specie di banca di suoni, di banca dati di suoni, che sono qui probabilmente possibili a Venezia, perché Venezia è una città che non ha le auto, quindi questo ci consente anche di immaginare dei suoni quasi simili. E infine vorrei arrivare un po' a quello che sembra essere in tutto questo racconto un po' il gemellaggio di Rialto e di questo tema del volume. Il saggio di Sharon Ament su Londra e la
costruzione di questo nuovo museo di Londra in un'area della città che è stata l'area dei grandi mercati generali, un'area molto complessa, molto grande, che era richiesto un grandissimo investimento, un grandissimo intervento, di cui viene descritto in maniera molto precisa anche lo sviluppo a partire dall'età moderna, ma poi soprattutto nelle trasformazioni, qui in questo caso nelle trasformazioni più vicine a noi, quelle ottocentesche, e che insomma ci dice che a un certo punto il baricentro del mondo si è spostato e che appunto proprio in questo periodo in cui non si parla più di Venezia, in realtà Londra è diventata il centro del mercato finanziario del mondo, e quindi ci fa capire anche questa geografia e di movimenti, di spostamenti che va al di fuori, al di là delle città, e che ovviamente mette insieme una serie di altri fili. E infine questo potrebbe concludere il discorso, ma in realtà è questo che apre il vero discorso, perché il gemellaggio che a me sembra che venga fuori non è tanto questo, ma piuttosto quello che dice dell'intervento della Sharon Ament, che dice: dal mercato della carne e del pollame al museo della città. E forse questo è il percorso immaginato e così in qualche modo implicitamente suggerito per Rialto, perché una città, Rialto con le sue funzioni evidentemente non è più collegabile alla città Venezia, quella che era nell'età raccontata, in cui la città aveva quel tipo di centralità, quel tipo di mercato, e che forse oggi potrebbe ripensare questo spazio al di là di quella della situazione attuale che viene descritta da Calabi come una situazione in fondo di degrado, in cui la città è oggetto di curiosità di un turismo che nella distanza culturale di un assaggio veloce non riesce facilmente, un turista che non riesce facilmente neanche a distinguere tra grandi caratterizzazioni locali delle città italiane. E devo dire anche, senza andare al di là delle grandi differenze culturali, a volte anche ormai esiste una assimilazione di alcuni stereotipi di italianità che si cercano indifferentemente in tutte le città italiane, e per questo poi che si diffonde la pasta alla matriciana anche a Venezia, insomma. Vorrei dire ancora due cose rispetto a queste storie di mercato più recenti. Io credo che ci sono diverse storie contemporanee di queste grandi aree di mercato, di possibili destinazioni, e credo che dovremmo anche considerare che quanto potremmo imparare dalla situazione, per esempio da quello che è accaduto con le Halles a Parigi, dove veramente possiamo immaginare che negli anni 60 ci sia stata una vera e propria svolta, una svolta legata proprio alla demolizione di quell'area, che ha fatto capire, che ha fatto percepire in maniera molto chiara la sconfitta di non aver neanche pensato non solo alla conservazione, ma neanche essere riusciti a produrre una nuova destinazione, una destinazione sensata, analoga per centralità allo spazio che veniva, per così dire, liberato. E abbiamo visto un buco al centro della città, non solo creato dalla demolizione e costruzione di nuovi edifici, ma creato proprio dalla nullità delle funzioni che vi erano ospitate.
Allora credo che questo sia un segnale che alcune altre città hanno colto e in molte città c'è stato un ripensamento di questi mercati, una valorizzazione di questi spazi. Penso a Madrid, penso a Lisbona, a Valencia, anche a Torino, dove questi spazi sono luoghi ormai non solo connessi al mercato quotidiano, ma anche collegati probabilmente a questa valorizzazione del cibo locale come elemento dell'heritage, ai temi dello slow food, eccetera, eccetera. Certo c'è anche in questo caso un po' la gentrificazione se così si può dire, di queste aree. A Torino, intorno al mercato di Porta Palazzo, c'è stato un investimento importante per continuare a mantenere il mercato vivo e vivace e anche attraverso interventi architettonici, ma con l'idea di mantenere un mercato molto colorato e molto estremamente multiculturale, sporco anche come può essere un mercato, in un'area prossima alle aree centrali della città. E per finora, insomma, questa scelta è stata una scelta però collegata al tema di una città che comunque ha mantenuto in quest'area le attività presenti e certo che il tema proposto dalla Ament ci dice anche che per inventare un luogo completamente nuovo e diverso, con un'operazione colossale come quella che è stata viene fatta a Londra, occorre un enorme investimento, un investimento non solo economico, ma anche un investimento di idee, un investimento di collaborazione tra le diverse diversi attori in gioco e credo che forse la scala di questa collaborazione sia forse probabilmente un po' il punto di riferimento che resta rispetto a questa lettura trasversale che vi ho proposto del volume. Una collaborazione che è una collaborazione che richiede, dice la Ament a un certo punto, collaborazione con la città per creare non tanto un museo di Londra, ma un museo con Londra. E beh, questo forse è quello che ci potremmo immaginare, augurare e ci piacerebbe che questa collaborazione fosse in qualche modo una spinta a inventarne e crearne delle altre. Questo mi sembra un po' l'elemento così propositivo che possiamo trarre da questa esperienza. Ringraziamo la collega che è entrata nel merito di molti dei saggi e soprattutto del senso di questo volume. E adesso io mi chiedo se Elena Svaltuz, che è autrice oltre che coordinatrice del volume, non vuol venire al tavolo della Presidenza a dire due parole. Sì. Promuovere, grazie. Perfetto. Innanzitutto ci tengo moltissimo a ringraziare Francesca Ghedini, a ringraziare Rosa Tamborrino. Ciao Rose, grazie davvero. E poi permettetemi anche di ringraziare Donatella, che come avete capito non solo è la mente di queste giornate, l'organizzatrice di queste giornate, ma diciamo che insieme a Luca Molà, che è qui con noi, è stata veramente il cervello di questa Summer School. È stata definita come un'esperienza didattica, effettivamente è partita come un'esperienza didattica, era organizzata, vi racconto brevemente, perché molte discontinuità che sono inevitabilmente presenti nel libro, salti di scala, ma anche
di case di studio derivano proprio dall'organizzazione di questa Summer School. Innanzitutto vi racconto una cosa, la storia del progetto. Il progetto era stato concepito nel 2019 e sarebbe dovuto durare una settimana, la Summer School, e soprattutto in presenza. Poi è successo qualcosa, il Covid ci ha messo a dura prova, sono state necessarie 2 rimodulazioni del progetto. Inizialmente si pensava a un tipo di organizzazione blended, cioè iniziavano a circolare queste denominazioni, noi non sapevamo nemmeno cosa fosse, che cosa ci aspettasse, e poi una seconda, invece poi alla fine abbiamo dovuto organizzare la Summer School in 2 tranche, in 2 momenti diversi, aspettando che il Covid ci desse qualche risposta, e poi totalmente da remoto. Questo però ci ha consentito di allargare lo spettro, ma anche e soprattutto la nazionalità e la partecipazione che è diventata davvero amplissima. Abbiamo avuto dei partecipanti che si collegavano dal Brasile, e da qui è nata anche un po' l'ampliamento anche dei casi studi, perché Stella Bresciani ci ha effettivamente raccontato, ha voluto raccontarci a quel punto l'esperienza del mercato, dei mercati brasiliani, e nello specifico di San Paolo. Però l'esperienza didattica, appunto, come potete vedere, come è stato detto anche da Francesca Ghedini, si è via via intrecciato con l'esperienza di ricerca, e poi ed è avvenuto quasi come una continuazione quasi naturale in queste 3 giornate, è diventata anche in qualche modo un'esperienza di disseminazione, di divulgazione di queste attività. Gli studenti hanno avuto i partecipanti hanno avuto una prima serie di lezioni a carattere, diciamo, teorico sulla storia dei mercati, ma anche sull'organizzazione dei mercati. Una seconda fase invece ha visto la suddivisione in gruppi di lavoro, che sono stati poi guidati in maniera molto attenta e molto curata da Martina Massaro, che è qui con noi e che poi prenderà la parola, e quindi partecipanti da tutto il mondo. Abbiamo cercato di creare gruppi di lavoro sia diversificati dal punto di vista appunto della provenienza geografica, ma anche della formazione, quindi storici dell'economia, economisti, architetti, c'era una prevalenza di architetti, qualche storico dell'arte, qualche archeologo, insomma persone molto interessate al valore culturale, soprattutto degli spazi di mercato, come è stato detto. Un terzo momento è stato quello dell'esposizione di questi lavori. Gli studenti, sempre guidati a distanza, questa volta non in presenza, quindi anche qui ci siamo messi in gioco anche noi, l'avete capito, è stato un banco di prova anche per le nostre capacità didattiche improvvisate da remoto, però devo dire che i risultati ci sono. I risultati, secondo me, non si comprendono se ci fermiamo al libro, anche se è stato presentato come un libro molto ricco con vari contributi. Quindi vi invito a esplorare con me il sito della Summer School, che trovate attraverso la pagina del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Padova, e che è qui aperta. Abbiamo pensato che l'esperienza fosse talmente ricca che valesse la pena, appunto, vi sto facendo vedere, di creare una memoria dei lavori di questi studenti. Vi faccio vedere, vediamo se riesco, uno dei primi, il primo esito, diciamo, del gruppo di lavoro che riguardava l'area del mercato di Rialto, perché mi pare vi faccio vedere solo questa, poi lascio a voi il piacere di esplorare queste pagine. Ecco, vedete come
il racconto sia avvenuto tenendo presente, intrecciando le diverse componenti sia culturali, storiche, ma anche di osservazione dell'attualità, quindi molte delle questioni che sono state trattate in queste giornate di studio, giornate di lavoro qui all'Istituto Veneto. Ma con anche, vado avanti, poi insomma guarderete anche voi, con la formulazione poi di un progetto che in questo caso si componeva anche, era molto interessante perché prevedeva, diciamo, un certo tipo di progettualità a piccola scala che si estendeva dallo spazio mercantile alla bottega fino alla produzione di oggetti legati, quindi delle proposte molto, molto concrete, legate nello specifico a un luogo denso di storia, a un luogo che va capito come piace a un grande antropologo che ho scoperto recentemente, Vito Tetti, che dice: nel momento in cui questi luoghi vanno in crisi e sono degradati, si capisce veramente il valore di questi luoghi. In fondo stiamo discutendo di questo, dal degrado dell'area mercantile di Rialto, siamo partiti a elaborare una serie di considerazioni proprio da qui, dal momento del degrado. Allora, aver visto questi giovani e non tutti giovani al lavoro, mettersi alla prova, ma soprattutto progettare qualcosa di piccolo, di concreto, mi sembra l'aspetto più interessante. E sul capire il luogo, mentre parlavate, mi è venuto in mente quanto ne fosse consapevole in fondo il nostro Marin Sanudo, ma non solo, quando proprio riferendosi, e qui chiudo, a un progetto oggi diremo di rigenerazione urbana dell'area di Rialto voluta da Fra Giocondo come un foro greco calato nella complessità degli spazi mercantili di Rialto, Marin Sanudo, riportando la questione del fallimento di questo progetto che proprio non capiva il luogo, dice: il progetto è stato rifiutato perché Marin Sanudo non è qui e quindi, Fra Giocondo non è qui e il qual loco non capisse, cioè non capì l'importanza, la complessità di questo luogo mercantile. Quindi io credo che attraverso questa esperienza, che da un lato ha prodotto il libro che può essere tra l'altro scaricabile con un free download dal sito della Padova University Press, quindi abbiamo lavorato anche in sinergia con la casa editrice dell'Università di Padova, abbia, diciamo, generato una specie di vetrina di questi progetti che ci ha fatto capire anche che forse i nostri interlocutori devono essere anche questi, no? Ne parlavamo oggi con l'architetto Lucchetta, ci sono dei giovani che anche 35 anni, forse insomma della fascia dei 30 anni, che si rivolgono alla terra, che coltivano prodotti e che poi organizzano una filiera di vendita molto interessante. Oggi raccontavo, a proposito delle isole, a Lucchetta, proprio la questione raccontavo la storia di un architetto che ha abbandonato il suo lavoro, la sua professione e coltiva la terra in un'isola della laguna che è di sua proprietà. Comunque sono questi forse i nuovi soggetti a cui ci dovremmo rivolgere. Mi piacerebbe moltissimo continuare questa esperienza, che quindi sia di didattica che di ricerca che di disseminazione, come potete vedere. Forse ci riproviamo. La Summer School è stata interamente finanziata dall'Università di Padova attraverso il Dipartimento dei Beni Culturali. Grazie.
Adesso sì, chiamerei Martina Massaro a dire due parole, poi vorrei che chiudessi anche tu, però due parole, non è possibile che tu non ci dica qualche cosa. Prego Martina. Ecco, cercherò di essere brevissima, ma ci tenevamo a dare conto anche di quello che è stato l'approccio metodologico per questa esperienza didattica, come dire, fondata sul campo, nel senso che veramente abbiamo dovuto trovare un modo di trasferire non solo i contenuti che erano alla base della ricerca storica, quella che siamo soliti fare, ma anche il problema della visione dal vivo, cioè tutta quella full immersion che è tipica delle summer school, cioè la visita dei luoghi, l'esperienza, il contatto con le persone, il dibattito, in una forma completamente da remoto, c'è stato un momento in cui ci sembrava quasi insormontabile. Poi abbiamo fatto tesoro delle esperienze che avevamo fatto in passato e abbiamo messo insieme la metodologia storica con l'uso delle digital humanities, abbiamo chiamato con mezzi non straordinariamente ricchi, però dei collaboratori che hanno lavorato sulla parte diciamo del montaggio di un video nel quale gli studenti trovassero costruiti insieme 3 linee di tempo parallele, cioè il passato, il presente e il futuro, che noi volevamo trasferire con i contenuti della Summer School, cioè il fare storia in termini di analisi, ma anche in termini di rigenerazione. Come siamo soliti ripetere ormai da tempo, e Donatella è diciamo il nostro mentore in questo, che la storia non serve solo per parlare a se stessa, ma è un modo anche per ritrovare dei contenuti per la governance del presente. Sarebbe bello che oggi ci fossero più politici anche che accolgano questo modo di guardare ad una città indubitabilmente storica, che deve essere guardata in funzione del suo passato, ma con dei mezzi comunicativi. Non possiamo chiuderci in dei circoli ristretti, è necessario allargare lo spettro, è necessario trovare delle modalità di comunicazione. Sicuramente i miei figli troverebbero questo video troppo lento, perché dobbiamo imparare anche dai giovanissimi che hanno una modalità di comunicazione straordinariamente impressiva dei singoli istanti, ma molto più efficace alle volte del nostro modo un po' lungo, un po' farraginoso di raccontare. Però qui abbiamo messo insieme veramente tutto, dalle ricostruzioni tridimensionali della città storica, del ponte di Rialto, Ligneo, quando un visitatore d'eccellenza del 1442 visita Rialto e ne descrive tutta la varietà di merci, di ricchezze, di un mercato che era all'apice della sua straordinaria storia di trasmissioni, di contatti, insieme ad una realtà non ancora morta, perché dobbiamo dirlo, stiamo cercando di preservare quello che resta di un patrimonio veramente straordinario. Non voglio dire niente di più perché spero che parlino anche le parole. È stato girato durante il Covid nel deserto del mercato di Rialto, però con la disponibilità degli esercenti che sono stati intervistati e anche di quelli che fanno impresa a Venezia e che credono nell'artigianato e nelle potenzialità della trasmissione dei mestieri più antichi, cosa su cui dovrebbe investire tantissimo la nostra città, e il ripopolamento del mercato, al di là delle questioni degli esercizi commerciali per la vita di tutti i giorni, deve ritrovare un'unione con le funzioni originarie anche legate all'artigianato, che è così vitale ancora. Lascio parlare il video, ma spero ci sarà un po' di dibattito, soprattutto con Donatella. No, partito.
Ok? Vorrei anche ricordare, e qui vedete rappresentati anche tutti quelli che hanno partecipato insieme all'Università di Padova all'organizzazione della Summer School, cioè l'Università di Warwick, ma anche la Fondazione Ugo Olga Levi, che ha rappresentato la parte legata alla ricerca sul sound landscape. Questo dovrebbe partire. Grazie.
Allora, intanto volevo dare un'immagine che è quella che può dare l'idea. Quando arrivavamo la mattina con la barca sulle 6:30, 7, non potevamo neanche scaricare la merce perché le donne di famiglia avevano premura di portarsi via la roba. Dovevano scappare via a fare da mangiare per la famiglia. È un'immagine che io l'ho indelebile e poi è scomparsa completamente. La prima donna adesso arriva alle 9:30, 10. Quella era l'immagine di Venezia popolata da famiglie, da residenti, dalla vita della città. Adesso non è più così in parte. Riguardo al mercato all'ingrosso, prima questa era l'area dove c'era il mercato all'ingrosso. Quest'area qui era la proprietà originaria di Piero Quirini, poi lui è stato coinvolto con il complotto contro il Doge, sono stati tutti presi e qui è stato spianato completamente. Dopo molti anni è sorta la pescheria in epoca moderna. Lì c'era l'ingrosso del frutto ortofrutticolo. Questo presupponeva molti arrivi, le barche, gli scarichi, tutto quello che era un brulicare di attività. Poi, un po' alla volta, l'esodo dovuto alle acque alte, i disagi, gli affitti, Venezia è cambiata per una scarsa lungimiranza dell'amministrazione che ha aperto molti supermercati nelle zone limitrofe al mercato, togliendo forza, togliendo energia e risorse al mercato. Non solo questa giunta, queste ultime giunte, ma anche quelle precedenti in qualche modo hanno facilitato questo depauperamento del territorio per quanto riguarda il mercato. E la vita del mercato passa anche attraverso dei cambiamenti. È importante però che, diciamo così, la nostra indipendenza come operatori sia rispettata, quindi non arrivare ad essere dei dipendenti di un padrone grande, ma un coordinamento è necessario che ci sia sicuramente, quindi da questo punto va bene. Tra di noi c'è chi è favorevole e chi no, giustamente nella più ampia libertà. Ed è una cosa anche normale perché noi facciamo degli orari che sono un po' improponibili, cioè ci svegliamo alle 3 di mattina, finiamo alle 3 di pomeriggio. Il fatto che molta gente dopo questo orario, che è un orario di lavoro anche faticoso, se ne voglia andare a casa è perfettamente comprensibile. C'è chi lo vorrà fare e chi no. Rispettando questo, nulla vieta all'accesso di nuove attività che possano sostenere anche questo tipo di realtà. Per noi va bene. Rialto come Venezia era una catena di negozi di qualità. La concorrenza commerciale portava ad avere sia il prezzo sia prodotti ad altissimo livello per la clientela. Sicuramente una volta con la Venezia dei 160.000 veneziani non avevamo quasi bisogno del turismo, era la stessa richiesta locale che dava la forza a questi negozi di vicinato di sopravvivere e di dare comunque di prodotti sempre all'altezza.
In realtà siamo arrivati a uno stato di deterioramento, diciamo, della situazione veramente sociale veneziana, che recuperarla è ben difficile. Partirei sicuramente, se è per salvare il mercato storico di Rialto, di ridurre il numero di supermercati. Parlare dell'abitabilità a Venezia, di creare nuove abitazioni a Venezia, sarebbe sicuramente un primo e doveroso passo dell'amministrazione comunale per dar forza ancora a una città che, ricordiamo, senza veneziani, senza cittadini, rimane una bellissima struttura a livello di edilizia, però l'anima va completamente persa. Perciò sicuramente ridurre questa onda anomala di supermercati che una città fragile come Venezia ha portato al fallimento del commercio tradizionale, e cercare di riportare veneziani in una città che purtroppo veneziani ne ha sempre meno. Sono tutte strutture che alle quali bisogna restituirle alla città, non svenderle a qualche, diciamo, magnate straniero, ma bisogna restituirle ai veneziani, potenziando la tradizione di Venezia. Per esempio la loggetta in pescheria, abbiamo fatto più battaglie sperando di poter dare vita a quella loggetta e in contemporanea dare forza al mercato storico della città di Rialto, però abbiamo avuto esiti sempre negativi. Ora sicuramente c'è bisogno di dar forza alla tradizione, di dar forza a quelle poche energie che ancora ha la città, e quando parlo di energie non parlo solo di edifici, parlo appunto di anime per i veneziani. Io abito nella zona di Rialto da circa 40 anni. Percorro questo sottoportico meraviglioso almeno 2 volte al giorno per recarmi a Murano a lavorare nella mia azienda. Siamo innamorate di Venezia. Questo recupero, questo restauro è stato un atto d'amore verso la città. Quando abbiamo visto questo spazio così ci siamo innamorate solo del pensiero di come avremmo potuto recuperarlo. Sopra sul palco c'è una bellissima volta lignea e abbiamo fatto un lavoro di pulizia, diciamo, rispettando tutti i materiali preesistenti. Poi abbiamo cominciato ad accompagnare i nostri clienti abituali che si recano a Murano e nel negozio di Dorsoduro. Loro rimanevano comunque incantati non solo del nostro spazio ma anche di tantissimi negozi che hanno aperto recentemente. Quindi è tutta una zona che andrebbe senz'altro rivitalizzata, che merita moltissimo perché la bellezza ci circonda e la gente non lo sa. Il locale di Rialto non è un punto strategico di vendita, lo potrebbe diventare con il tempo, bisogna accompagnare i clienti, raccontare la storia che ci circonda e così farli innamorare come siamo innamorate noi della nostra città. Senz'altro l'apertura di negozi artigianali di un certo livello potrebbero rivitalizzare la zona, ma anche l'apertura di altri tipi di attività, l'antiquariato, il modernariato, giovani studenti dell'Accademia, dell'Istituto delle Belle Arti potrebbero essere invitati ad occupare questi spazi a Rialto ed esporre le loro opere
Il nonno materno e il nonno paterno sono stati artigiani del vetro, quindi abbiamo una tradizione familiare. Ho lavorato per circa 10 anni nel laboratorio di mio padre, che aveva un laboratorio di decorazioni su vetro. Ho imparato le seconde lavorazioni. Mio padre mi lasciava grande libertà di muovermi, di provare, di sperimentare, ma spendere anche tanti soldi in questi esperimenti. E quindi sono stata una decina d'anni nel laboratorio di mio padre e dopo io e mia sorella abbiamo cominciato a realizzare delle collane per noi. E tutti le chiedevano. Un giorno ad una festa a Milano la compratrice del MoMA ha visto una collana che indossavamo, avevamo appeso delle perle molto classiche veneziane, dorate, ma su un filo di nylon, e l'ha chiesta per lo shop. Prima proprio è stato uno dei primi, è stato il MoMA di New York, e poi i musei veneziani, un museo a Tokyo, a Barcellona, a Madrid, così è stato più un passaparola, diciamo. Abbiamo intrapreso una strada senza conoscere bene la materia, ma così, sperimentando, provando, e così abbiamo ottenuto dei risultati un po' inediti, e quello è quello che insomma è piaciuto. Poi tutti le hanno fatte, adesso tutto viene copiato velocemente, però in quel momento è stato il nostro lancio. Noi abbiamo iniziato la nostra attività 33 anni fa e noi abbiamo iniziato ai Tolentini vicino all'Università di Architettura. Dopo nel 98, quindi sono più di 20 anni che ci siamo trasferiti qui sotto il sottoportico di Rialto, che all'epoca non era così restaurato, era molto buio. E ci abbiamo sempre creduto in questo posto, perché secondo noi le caratteristiche di questo sottoportico sono uniche al mondo. Fosse in un'altra città, in qualche altra parte del mondo, probabilmente sarebbe un centro conosciuto da tutti, invece qui è stato per un lungo periodo dimenticato. Poi ci sono stati vari interventi, hanno ripulito gli affreschi, hanno rifatto la pavimentazione, così. E abbiamo sempre spinto per cercare di far aprire delle attività qui sotto d'eccellenza. Fino all'anno scorso, diciamo, ci siamo quasi riusciti. È cambiato molto qui, cioè io non lo cambierei mai con un altro posto a Venezia. Noi siamo stati lasciati soli per tanti anni, tutti gli sforzi che sono stati fatti qua li abbiamo fatti a spese nostre e senza nessun aiuto. Quindi bisognerebbe che ci fosse anche una visione un po' diversa da parte di chi ha altre competenze. Penso che questa zona qui sarebbe una zona adatta per i giovani, per nuovi designer, anche per altre attività. Sarebbe una zona perfetta che dovrebbe essere valorizzata, certo con aiuti e con una volontà da parte anche politica di aiutare, perché è stata abbandonata da tanti anni e quindi ha bisogno di un intervento forte.
Grazie. Fatalmente si è interrotto proprio nel punto critico sul quale con Donatella abbiamo tanto discusso, cioè il Fontego dei Tedeschi, che a lei sta particolarmente a cuore e che nella ricostruzione, nello stato attuale, non è certo esattamente quello che lei si sarebbe aspettata che ritornasse ad essere. Quindi lascio a lei la parola su questo, non su questo nel dettaglio, ma tolgo l'audio. Se riparte... No, tolgo l'audio, così se vuoi. No, io volevo brevissimamente, poi abbiamo la pausa caffè, fare un paio di osservazioni. Sicuramente i bambini di Martina o i miei nipoti troverebbero questo video troppo lento e non c'è dubbio che in qualche misura lo è. Però ci sono una serie di elementi dei quali abbiamo parlato in questo giorno e mezzo di lavori. Noi siamo qui oggi, adesso, più o meno a metà del nostro percorso di questi 3 giorni, un po' più della metà, in cui abbiamo sempre insistito, quasi tutti gli interventi hanno insistito, sia che si trattasse dei mercati stranieri, sia che si trattasse del mercato veneziano, su i 3 elementi assolutamente necessari, che sono elementi cardine delle nostre considerazioni sul mercato, che sono luoghi, cose e persone. E questo video, così come il libro di cui si è parlato subito prima di guardare il video, cercano di mettere insieme. Io credo che questi siano gli elementi cardine delle nostre considerazioni, che d'altra parte erano presenti sia nelle analisi fatte dei diversi mercati stranieri ieri pomeriggio, scusate, sia nelle conclusioni che traeva il nostro imprenditore, quello che ci ha presentato i mercati centrali di Firenze, Roma, Torino e Milano, il quale diceva in fondo il nostro tema è quello del bene comune. E bene comune significa luoghi, cose e persone insieme. Altri temi che hanno attraversato questi lavori mi hanno colpito molto, perché di fatto sono passati quasi 3 anni da quando abbiamo cominciato questo lavoro. Avendo noi la deformazione professionale degli storici, abbiamo fatto storia con i discorsi fatti adesso sul nostro lavoro, anche sul nostro lavoro. Nel senso che sia nella presentazione di Elena che nella presentazione di Martina, quello che emerge è una riflessione su come si è andato sviluppando nel tempo questo lavoro, che era stato pensato in un modo che è stato molto condizionato dalle condizioni esterne, il Covid, e dai tempi che ci hanno costretto a modificare man mano l'itinerario che stavamo seguendo. Questo è stato sicuramente vero durante il farsi del lavoro, e Elena prima raccontava il fatto che si è allargato il pubblico dei partecipanti alla Summer School, che i nostri interlocutori sono man mano diventati altri rispetto a quello che pensavamo all'inizio, le modalità di svolgimento e sicuramente poi il libro che raccoglie i risultati di questo lavoro, e in qualche misura anche il video lo dimostra molto bene, io credo. Ieri mattina che abbiamo cominciato i nostri lavori con una visita dei luoghi, perché per noi pareva veramente impossibile cominciare a parlare di mercati, e in particolare del mercato di Rialto, senza andarlo a vedere. Cioè, era proprio una cosa impossibile. Non solo perché alcune delle persone invitate qui in questa sede non conoscono bene i luoghi, ma a maggior ragione quando abbiamo fatto la Summer School e di fronte a un pubblico che, come vi ha detto Elena molto bene, si è allargato man mano, ci siamo trovati di fronte a delle persone che non solo non conoscevano il mercato di Rialto, ma neanche conoscevano Venezia, e che però avevano dichiarato di essere interessate, volevano iscriversi, eccetera. E quindi il non vedere questi luoghi sembrava veramente... Abbiamo avuto, come giustamente diceva Martina, un momento di sgomento. Com'è possibile parlare a queste persone senza fargli vedere i luoghi?
A questo punto il ricorso alla tecnologia, che è un tema che stamattina è saltato fuori con molta evidenza. Una tecnologia nel nostro caso molto elementare, molto povera, un po' semplice, appunto i bambini, se anche i nostri bambini sarebbero di fronte a queste cose insoddisfatti, figuriamoci quelli che con la tecnologia lavorano e hanno, come dire, una consapevolezza degli strumenti ben diversa dalla nostra. Però che questo sia un problema, un aspetto molto presente e da tenere molto presente, credo che sia importantissimo. Accanto a un ragionamento di sperimentazione. Stamattina, in tutti gli interventi di questa mattina, sperimentazione e tecnologia sono emersi nei 4 interventi che ci sono stati, che rivendicavano scale diverse, ma che parlando del futuro di Rialto e del futuro di Venezia, rivendicavano questa consapevolezza. In fondo, rivedendolo per me oggi, dopo 3 anni che abbiamo cominciato questo lavoro, ho l'impressione che stavamo già andando in questa direzione. Non so cosa ne pensiate poi voi che siete stati in qualche modo le protagoniste di tutto questo, ma io credo che sia abbastanza vero. Abbiamo fatto in un certo senso la storia tentato di fare, abbiamo fatto qualche piccolo passo, tentato di fare la storia di Rialto, la storia dei luoghi, la storia delle persone, le interviste da questo punto di vista sono importanti, ma anche la storia del nostro lavoro. Siamo andati un po' in parallelo e questo è utile, perché è un altro degli elementi che è emerso stamattina e che a me è sembrato molto importante, è la proposta di essere più attenti come cittadini, come persone che lavorano su questi temi, alla stratificazione delle proposte che nel tempo si stanno facendo. L'idea di fare una sorta di avere un luogo in cui sovrapporre le diverse proposte che spesso vanno perdute nel tempo, mi sembra una ipotesi che ha un grande che potrebbe avere un grande peso, che abbia la suscettibilità di dare suggerimenti ulteriori. Tutti noi, credo, abbiamo l'esperienza, soprattutto quelli che hanno una certa età e che hanno i capelli bianchi, di lavori fatti, più o meno ben fatti, più o meno di alta qualità, ma che poi sono stati completamente dimenticati, abbandonati, accantonati, finiti nei cassetti, e che invece varrebbe anche la pena di tener presenti nel tempo, nella loro superposizione e stratificazione. E mi pare che tutto questo vada un po' nella stessa direzione. Per ragioni di tempo e di organizzazione anche dell'Istituto Veneto proporrei di continuare questo tipo di osservazioni bevendo il caffè e poi ricominciamo fra 10 minuti con i video, gli altri video, perché nella seconda parte del pomeriggio abbiamo Tealdi che rappresenta la Ste Film, questa produttore, casa di produzione di film di Torino, e lui adesso poi dopo il caffè ci presenterà un po' il lavoro che ha fatto. È stato produce film, produce video, produce documentari, ha fatto ci proporrà contemporaneamente una riflessione su Rialto, perché Rialto è l'ultimo film che è stato incaricato di produrre e che ancora non è finito, ma di cui ci darà una piccola anticipazione, e un collage di una serie di film, perché stanno lavorando a questo di video, stanno lavorando a questo tema da molti anni ormai, sui mercati, su diversi mercati in Europa. Ne hanno fatti tantissimi. Lui ha fatto un collage che ci proporrà in particolare di quei mercati di cui abbiamo parlato ieri pomeriggio, e forse di qualcos'altro, non lo so, ce lo spiegherà meglio lui. Andiamo a prendere il caffè e poi ne riparliamo.
E grazie molte, Donatella. Stefano Tealdi è un ennesimo architetto, tanto per non sbagliare, ne abbiamo un altro ancora. Ma gli architetti, si sa, fanno tante cose e cose diverse. Sì, io sono nato in Sudafrica, ma mi sono trasferito in Italia a 15 anni, ho fatto le scuole superiori e poi architettura a Torino, dove mi sono occupato di rappresentazione dell'architettura. Ma a quel punto, ad un certo punto, ho scelto di iniziare a produrre documentari e ho messo su una casa di produzione che si chiama Stefilm e produciamo documentari e serie documentari. Io vivo vicino a Porta Palazzo e quindi tutti i giorni passo di fronte al mercato e tutti i giorni sono affascinato dal fatto che tutti i giorni i banchi vengono montati, i prodotti vengono messi sul banco e tutti i giorni vengono smontati, le persone vanno a casa e l'indomani presto sono di nuovo lì. E quindi ho cominciato a parlare con le reti televisive e della possibilità di raccontare questo mondo. I may switch to English if this is okay for you. Yeah, so that maybe it's getting across to more. So I was totally fascinated by this life of the market, and I was also thinking that in Torino we have 1,000 stalls. It's the biggest open-air market in Europe. And 1,000 stalls, if we think of 2 people working at each stall at least, it means 2,000 people working in the market square. And, you know, there's a lot of articles, there's a lot of words being said about little factories in Piemonte, in Torino, that have a working force of 100, 150 people. And we don't think about how important the market is in the center of the city that gives work to 2,000 people. And also what the quality of the work is, because it's the place where migrants first find job. Not any particular skills are needed. Migrants are usually very skillful also in trading and in commerce. So it's really has a very important function. And this is the reason why we started working on a first series of markets with the broadcaster, which is the German second channel, ZDF, and Arte, the French-German cultural channel. We started thinking about the series, and today we have 5 seasons. We are going into the 5th season of our markets. We have told the story of 20 of the biggest European food markets, and now we're doing the next 4 of the series. The first thing we had to think about is how are we going to choose these markets? Which are the most interesting markets in Europe to choose? And we had a few rules. First, they had to have a significant impact on the economy of the city. Second, that it had to be a market open every day, not just a one-day market, one-day-a-week market. And thirdly, that it had a strong relation with the surrounding territory. Because the idea of the broadcaster was, let's tell Europe through the food markets. And so these were our main rules, which made us choose the markets we would tell the story of. And the approach is always, we start from the market and then we go and see where the products that are sold at the market come from and how they are produced and the people behind it.
And I must say we've discovered a lot of things that we never knew. First of all, we discovered how much people are interested in it. The series is being now sold in more than 30 countries all over the world. It's very, very successful in terms of documentary series. Thank God for our company. And it is allowing us to read the territory in a totally different and a new way. Now we are working on Venice, on the Rialto market. It wasn't one of the first proposals that we had, because we thought the Rialto market is very small compared to Torino, to the Porta Palazzo market, or the Victualian market that we heard about yesterday. But now we decided to actually work on the Rialto market, because what we found is its importance for the people living in Venice. It's no doubt that it is the place where Venetians, the people from Venice, go and buy their groceries, their fruit and vegetables. Mainly. Of course, we all use the supermarket in the neighborhood when we need something quickly. But when we really want to buy quality fruit and vegetables, we go to the market. What we are discovering now in Venice is how strong the link is between the market and the surrounding territory. How strong the link is between the market and the islands, for example. I come to Venice every year because of the cinema, the Mostra del Cinema, so I know Venice as a tourist knows Venice, even though my grandfather comes from Vicenza, which is not far from here. But coming to Venice as a tourist, I passed in front of the market every time I came, but I didn't know how to read it. And now I'm understanding how much the market tells us about the islands around it. If just we are able to take some time, I don't agree with you that your nephews don't like the video we saw before because it's too slow. We have to get them used to looking at things really and not just going through things. I think there's a lot there in for them too, you know. So we are discovering a lot of things about the islands, about the lagoon through the market. And this is what we want to tell. So just to give you a very brief idea of the whole 5 seasons, we did the market in Barcelona, La Boqueria. We did Torino, Porta Palazzo, the market in Lyon, La Croix-Rousse. We did the Kosponti Vasar Charnok in Budapest. We did the Vienna Nash Market, and that was the first season. The second season we did Firenze, the Mercato Centrale, Riga in Latvia, beautiful market, Central Tirgus, very big and really close to the territory. Dolac Market in Zagreb, which was for us quite a revelation, I must say. The Munster Market in Freiburg. The Victor Hugo Marché in Toulouse. Then the third season we went to Amsterdam, and there we found some difficulties because the market in Amsterdam has been transformed from a fruit and vegetable market to a big mix of various things because tourism is eating it up. So there were a few stalls, and we had to build the series upon 3 different markets. So we have to bend our rules. Helsinki in Finland, a beautiful market, a little bit too much a food court market, a boutique market, but still very lively. The Mercado de Ribeira in Lisbon, the Victualian market I said before, and the Palermo market, Ballarò, which is still a very, very lively market and very close to the territory. The last season we did was the Mercato di San Benedetto in Cagliari,
the Bergen market in Norway, the fish market, the English market in Cork, the Valencia market in Spain, and the Thessaloniki Kapani market, which we really enjoyed. The new season is the Rialto market in Venice, the Dijon market in France, the Hamburg market, there is a market in Hamburg, and the Ljubljana market, which was presented yesterday. So I'll show you just a little extract of our shooting of the Venice market. We are in the middle of the work, so it's just a little extract, just to show you the approach and a little bit the way we are working on the series. And then we have extracts of the Victualian market, we have extracts of the market in Zagreb, we have extracts of Firenze market, and the one in Thessaloniki. I also added one in Valencia, because I really think that the Valencia food market is a really important example of how a food market can become very successful, popular, and yet retain its origins. What the market director is doing in Valencia is extremely well thought of, attracting always more and more locals to go to the market, keeping the tourists at bay. For example, in Valencia, it's not allowed for group tours to be more than 10 at a time in front of a stall. So when there's more than 10, they have to split up the group. And the tourists cannot interrupt any sales that is going on. So they are thinking of it, even though they like having tourists, of course, but they are very, very smart in keeping them at bay, which I think is very good. So I'll leave you to watch the extracts, and I will be here for any questions very willingly. These are also available on Vimeo. If you take the papers that we have, you can have the link to go and see all the markets that we have done. So, thank you, Donatella. Let's go with the
brought up in the city all my life. I don't know how things are produced. I don't know where they come from and how they look. When I see the sesame, I've always known about sesame, but I've never seen the farm. And I think this is what people need to understand and need to see. And the market can really be a link between the city and the countryside. There's so many things that we have to discover and that we can discover through the markets. But I think that is the beauty. And I am very optimistic. I think the markets have a future, have a great future. We have to valorize, give it value, give it the value it deserves. But it has a great attraction and a great future, I think. You can see in the films also a lot of young people going on. And you know, you don't see the same young people at the supermarket because youngsters want to know where their food comes from now and how it's grown. And they want to have a relation with who is closer to the production of the food. Not just buying something you don't know where it comes from and how it was produced. And that's why I think the markets have a great future. Thank you very much. I think that this aspect of, we need optimism. This is the first thing. Here and in general for this work that we are doing now in these days, but at the back of our mind and work since in our researches. At the same time, I think that we insisted through different approaches that we had in these 2 days about the culture of food. And I think that here we had a good example of this aspect of culture, which was an item to which many people insisted in different ways, but really the idea that food is, first of all, the culture of food, something that was really on our table in these 2 days. Tomorrow we will have another aspect of our interest on markets, which is not only food, also food, because artisans of food, we insisted in these 2 days that the idea of people who is working with their hands on food and on other objects and items. So I think that using different tools to describe all this is for us very, very important, and I am really very glad to have discovered your work. And I don't know if he is linked or not, maybe not, but I'm really grateful to Wolfgang Wolters, who gave us the idea to follow your work, and from Berlin, not from here. So it's interesting also this kind of how the informations, the news are passing through and dispersing and going around. We knew about your work from Berlin. So this is rather interesting, I think. If Wolfgang is linked, I really would like to thank him very much. But even if he is not linked, we will thank him very, very much. The use of different tools is something that is for us very, very important, it seems to me. So this, in a sense, I am sad and I already told you this, for the fact that the television asked you to work only on food and not on the other aspects of the markets, which seem to me very, very important too. Yeah. So I know that this was a condition that you had in your work. Well, I remember when we first met, I told Donatella, but I have to tell you something.
that is very difficult for me to say. We cannot put any historical elements into our series, Even though I tried to smuggle in some facts, some history, we tried to put it in, but television is a powerful instrument, but also a bad beast. Also a very bad beast in the sense that it's absolute, For television, history has its slots, its programs, its audience. And food has its slots, its audience. And exactly what we try to avoid. Exactly. This is the problem. We always say that we are interested in crossing, superposing, overlapping, and this is, I know that it's really what we discussed the first time we met. Exactly. Well, anyway, who knows? Next time, maybe. Next series. I think also television has to develop. Detto questo, grazie molte a tutti quanti e ci vediamo domani mattina alle 9:30, giusto? Sebastiano, correggimi se sbaglio. 9:30. Ok. Grazie a tutti ancora. A meno che abbiate qualcosa da chiedere o da commentare. Bene, a domani allora.